Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, andiamo con Olimpiadi giornata 4, abbiamo l'hockey su prato che lo giochiamo sull'hockey su ghiaccio. In casa troppo, lo sapete quanto amo sto gioco, non amo da vederlo, ma da giocarlo si gode. Vai, Italia, Giappone, abbiamo veramente un tabellone improibitivo, quindi penso che forse sto turno, se siamo fortunati, lo passiamo, ma il prossimo, se non è già duro, Hi forse, everybody, welcome non lo back so, to EA non lo Sports. so, I'm vai, James Cebulski. It has come down to this. One team's Refoschi, going home Refoschi, and è da un one po' che non team's gioco, going on. A un critical po' di game for pazienza, both bella. sides here Però il and we Giappone are sicuramente è un underway. avversario che si può battere. Team Italy's got it across the line. Team Italy, Centering pass. bello, And subito. takes control of the Siamo puck. solo al primo Great quarto reach with the poke check by e dopo Hirano. l'ultimo sempre. Japan's Attenzione. ready to go on the attack. No, Takes a shot. subito il gol del Giappone. It's in the back of the net, and it comes from a Golasso, likely source golasso. because that's his first career playoff goal. Well, he's been relentless, James, in his playoffs, and you know what? He's found a way to find the back of the Non si net. That's going to comincia be a bene. huge confidence boost for himself and his Ma teammates. sicuramente non c'è in previsione medaglia. Non vinco mai un face-off, da 30 anni che non vinco un face-off. Excellent stick work on the play. Poked away and forces Calma. the turnover at center. Team Italy's got a hold of the puck. Team Italy. Grande. Italy's on the attack. And he takes the feed. Shot! Come cazzo me l'ha presa? Someone in front and doesn't reach the net. Cavoli miei, devo fare la modalità pro. Bravo. Dai che non è finita. Great read in the offensive zone by Hirano. Team Italy's got it in their own zone. No, mamma mia, tanti errori, tanti errori. Bravissimo. Very good, very good. Carries it across the line. Japan's got control of it now from their own Classico end. Fuka, arca puttana, penalità. We got a delayed tripping penalty coming up here. Penalità Some of the sicura. pass. Penalità. Here comes the official's decision. Tough spot to be in. You Penalità lead secca, momentum and you give purtroppo. it back by going on the PK when you're trailing by one. Play resumes here as Vinco he un wins the face-off draw dal inside the 97. offensive zone. Tira. It's denied. And he takes the feed. C'è un power play per il Giappone. Team Italy's got Attenzione. into the offensive zone. Niente, non passo. Takes a bump but still hangs on to the puck. Niente da fare. Vai body check. Ancora Japan's loro, gained ancora possession loro. along the boards. No, Moves inside. 2-0. Ai ai ai. And that's his first career Occhi su prato, donne, uomini, quindi due occhi, due tornei da fare. Rischiamo il primo di uscire al primo Different turno. beast. It's not Ai regular ai season ai. anymore. You want to be an impact player. You want to make No a good. difference, and he does tonight. Team Japan's got possession of the puck after that Team neutral Japan. zone face-off. Huge steal at his own end. Italy's been working hard all night, James. They've been intercepting pucks. They've had great stick position, and it's been a defensive clinic. They've got to find ways Mamma to get to mia. the other side of the puck and generate some offense. Che sento Can't che non hang sono i on to tiri the giusti. biscuit after that. Moves it to Larkin. And he blocks the shot. Great Non ho mai un defensive tiro play. pulito. And makes the Bellissimo routine questo. save. They're like a swarm of bees out here with this pressure. 5 minuti. Italy's got the puck along the wall. Team Italy's moving it along the Dai wing. Morini. And he takes the dish. Bello, stazione bellissima. Ma non tirare così come. Japan's got possession of the puck. Team Japan's going on the attack as they gain the zone. Takes it to the net. That's gloved by Sto giocando Bernard. malissimo. This is a fantastic save, James. He's all over it. What I mean by that is he knows exactly where it is and where it's moving. A reason why he gets clear to it and make the save. Grabs control of it at the point. Vince, ancora non posso fare il tiro Breakout on pulito. their own end. Mi From fermano along the sempre. wall, one-on-one with the goaltender. Bravo. And that was stopped. Ho fatto un miracolo in difesa. Senza Team penalità. Italy's Bravo got the Kuma, puck dai. on their own end. Dai che non è finita. Right up the gut, here they go. Here we go, on-man rush here. You'll need more than that to beat him. Bravo, no, la Just perdo. wide. Finisce il primo quarto, ci vediamo per il terzo. And with that, the Primo quarto siamo 3-0, ormai la vedo dura, ho avuto belle occasioni, ma non riesco a buttarla dentro. Quindi rischiamo di uscire al primo turno dall'hockey superato femminile, e poi il maschile. Anche se di femminile c'è poco in questo sport.
Dai, proviamoci, non un gol, cazzo. Italy's looking to break out. Questo hockey su prato. Here they come up along the wing. Team Japan Devo riprendere tanto la mano. Devo giocare prima non ho tempo di giocare tutti i giochi. Una volta mi preparavo benissimo, però giocavo anche da solo. Nei periodi del 2004, 2008. Tira! Gol! Dai! Siamo ancora vivi, cazzo. It's much needed too, James. You get to the playoffs, you want to make sure that your teammates have trust in you and you have trust in yourself because you want to be an impact Non è player. finita, That's a ragazzi, nice non è start. finita. Io non vinco un face-off dal 97. No, no, così la beffa. Cos'è? I do not think that this is going to count. The official gol o waved no? it off immediately. Oh boy. Gol, sì. Face off No. coming up and you can tell there's No, non è still gol. frustration in their faces after that Manco male, un po' di non-goal culo. call. Nice job tying up his Ho vinto un opponent. face-off forse, che bello. Slick feed. Handles the puck. Dai! And he easily stops Ci that credo. one. And he slides it quickly to Hirano. Team Japan's moving it into the offensive end. Takes that pass back at the point. No, niente, niente da fare. Scores! It's in the back of the net. Dormita in difesa, 4-1. Finita, dai, almeno un gol l'ho fatto. First career playoff goal. Well, he's been relentless, Non James, siamo in this competitivi. playoffs, and you know what? He's found a way to find the back of the net. That's going to be a huge confidence boost for himself and his teammates. To his teammate. Bravo. No, ma dove? Ma dai! Here comes the sentence. Game is Beffa getting out of hand. You're atrocissima. down by a bunch. You take another penalty. You got to find a way to just reset your composure. Ladri. Japan's won it. Now they'll go on the attack. And he blocks that one. Molti italiani qui a Parigi. Pushes it across to Frank. Perché la perdono sempre? Japan's got the puck. Team Japan's got a hold of the puck. Streaking into the attacking zone for the right. Here's a shot for the board. Dai, 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 tira! Reflex on display tonight on his part. 11 minuti, Bernard's manca really struggled pochissimo. tonight, and the team in front of him as well. They've got to find a Sono way to anche get i power back play on track. They need giapponesi. to switch the momentum of this game if they want to get back in it. That knocks him off the puck. Quick pass to Frank. Dai Frank, dai Frank. Here's a chance. Too much congestion in front. Handles the pass. Carries it in. Looks to set up at the point now. From the point. Dai, dai, muovi te. Yeah, they're handedly winning in this one, James. Più facile veramente vincere il medagliere domani. A bunch of athletes on that team that want that job, and so they're executing to the best of their ability. You know they wanted it. Sta finendo Japan's showing malissimo. no signs of slowing down here in this third period, up big time. And off the draw, they'll take possession. Bravo. And that's knocked away. Team Japan's got it in their own zone. Team Japan. Takes the pass. Japan's through center and now in the offensive end. C'è un po' di inverno in queste Olimpiadi estive. Occhi su prato, penso non esistano giochi. Chance and puts it just wide. Well, and the puck was Bravo. right in his wheelhouse. He only had a small margin and wasn't able Dai, to dai, hit dai, it. dai. Japan's got to be impressed with this game tonight. Certainly their coaching staff anyways. It looks like their team has bought in, trusts the process, and finding a way to get it done. Just look at the scoreboard, James. They're doing everything they Bravissimo, can questa to è una get bella those numbers azione. higher. A me no, da dietro, contrasti sempre perfetti. Don't like it. In realtà non sono un esperto di hockey, ma che cazzo. Offensive end. The goaltender is quickly Ecco a out me, of his bench. penalità. Extra attacker. Basta. Here's the official call. Well, the refs are calling a really tight game, and man, this has been a parade to the penalty box, and the entire bench looks agitated, and as a result, they keep taking more. Ladri. Japan's going to start with the puck inside the offensive zone. And he denied him there. Sto dicendo in power play per And loro. man, does he ever show it off right there with that stop. Japan's Impossibile. got a hold of the puck now. They're picking up steam through the neutral zone. Team Japan's going to play it from the corner. Denies them in close. There's Guardali, another guardali. consecutive save. Ormai è finita, raga. Ci becchiamo, scegliamo il medagliere, chi vince. Speriamo noi USA.
Huge play in his own end to come up with the puck. Team Japan's crossed the line and on the attack. Drives into the crease. And a huge stop by the goaltender at point-blank range. Speravo un po' meglio, il Giappone ha un sorteggio benevolo, ma è andata male. No! That's a great job by the PK all the way from the entry, even once the power play unit got in. The ability to read the ice and know exactly where you want to go and where to pressure. That takes some skill. It's not just the power play that has it, trust me, I know. Ah, sono un po' degli scandali però. Japan's got it in their own zone. Picks up the puck. And a penalty is coming up. Solita penalità. He's ahead of the pack here, off to the races. Ah, addirittura rigore, shot out. Face off, l'Italia ha perso. Tutti i fischi, gli arbitraggi scandalosi. Noi questo lo mettiamo. Gol, no! Finita. Vediamo chi vince l'oro. È andata male. Vediamo che succede. Vediamo che succede. Vabbè, la Francia ho come l'impressione che non passerà. Secondo round. USA Canada, cazzo. USA ha vinto il Canada, salutiamo gli States. Chiaramente non c'è finale terzo o quarto posto, quindi diamo il terzo posto alle due semifinaliste, ovviamente. L'America sfortunata nel sorteggio. Vediamo chi si piglia l'oro. Finali Canada, Finlandia, cioè incredibile, no dai ci sta. Finiti. Allora vediamo. Ho Canada, Finlandia, Repubblica Ceca, Giappone. Ok, ci becchiamo per il hockey superato maschile. Siamo all'ultimo quarto, perdiamo 3-2, vinciamo 2-1, tanti 5 contro 3, tante penalità. Però ho vinto 3 face-off, cioè siamo tornati a vincere i face-off. Questa è già una medaglia. Sto provando anche quel hockey superato maschile. Prato da ghiaccio, chiaramente, lo ricordo, ma usiamo questo per fare l'hockey. Subito 4-2. Ai ai ai. 3 gol ha fatto Weller. Non abbiamo una squadra competitiva nell'hockey. Bravo raga. Ancora in power play, cioè poi mamma mia, ancora 5 contro 3, che palle, troppo aggressivo per fischi ragazzi. Can they capitalize on this power play? Here comes the face-off. Ormai la vedo duretta, Nice start winning the draw here inside the offensive zone. And just got a piece mamma mia. to keep it out. A chance in front. Bravo. Denies him again. È un massacro però, And he takes a shot. Bravissimo. Non la prendo mai però. Oh, here we go. This team knows how to turn it up another gear, and they have done that here. There's the save. And there's the whistle as the goaltender will hang on. C'è andata anche bene, c'è andata. Lots of time left in this period. Team Great Britain's really controlled the pace of play these last few minutes, leading by 2.
Ha vinto? Sì. Altro face-off ha vinto. Medaglia, medaglia. Ma no, così. Ora. Non la prendo mai. Ok. Ok, mi sono entrati tutti. Dai, no. Bravissimo. Dai. Halbert's lugging the puck. Quick feed to Waller. Slides the puck into the offensive zone. To the low slot. Oh, what a save on the play. Whoa. He's doing absolutely everything. No, per penalità, che palle, sgambetti, però. And a good use of the body to knock the puck loose. We got a stoppage. Let's get the call. Mamma mia, no. This is a frustrating situation, James, just taking a whackload of penalties and really unable to get any momentum in this game because they're shorthanded the whole time. On the redirect. Great save by the goal. Guarda, Vardio. And he's knocked off the puck there. Vai. Moves around along the half wall. Dai che li segniamo col pau... No, ho sbagliato. And that's No, knocked che out with a cagata che stick ho in fatto. front. He's got a little jump. Meno male. Just looked like indecisiveness there, Cheryl. Yeah, and a lack of confidence as well, James. When you're in all alone, you have to know exactly what you want Mamma to do. mia, me lo meritavo. With authority. Here's a shot. Oh, you gotta love the effort as he blocks Nonostante that. l'uomo in meno, ci sto provando. Italy's got it near the point. He grabs the puck here at the point. Stavolta è fallo penalità per me. He's been agitated and undisciplined all night, putting his team in a vulnerable position as he takes Contro. another one. Quattro face-off. Ma contro perché? Ancora 5 contro... una ladrata dopo l'altra. It's been excellent tonight, James. They found ways to work hard on and off of the puck, and when they're away from it, they've really done a great job of being in good position to be able to take away lanes and angles, seams, you name it. But it has to translate to something. This is still a close game. 5 contro 3 è impossibile segnare. Mamma mia. Ancora penalità, ma perché non ho fatto niente? Ancora 5 contro 3. È la frenesia di attaccare. Guarda, veramente. Altro che sport fisico, non posso neanche sgambettare nessuno. Aia. Troppo forti. Noi troppo scarsi. Ho preso una medaglia nella Olimpiade invernale. Per continuare l'hockey tranquillamente. Bello sicuro. Tutti i gol su penalità prende, però queste penalità veramente sono cupolotti. Guarda che culo. I have no idea, James. I mean, he was down and out, but profound athleticism and desperation got him back in to make it. Classico culo gospeliano. Portiere della Gran Bretagna, gospel. Bravo. Team Italy's got a hold of it along the wall. Still has possession. Italy's got it in their own Warning. zone. Takes the feed from the wing. And he takes the feed. Fallo. Penalty coming up as the play's blown Finalmente. dead. Devo approfittarne però. Well, the official was right there to make the tripping call, and it's a pretty easy one as the stick gets caught up in his opponent's skates. Kirk's won it in their own end. Player's got the puck in his own zone. And that's a solid clearing attempt on the play.
Vai. Up the neutral Devo zone. segnare sopra. Ma 3 minuti mancano. And he takes the dish. Vale, vale, vale. Gol. Adesso segno. Convert on the power play and get it done. And it's so important when you're on the power play. Troppo tardi. Vedi, col power play sì. Quello che agli altri concedo un power play al minuto. Here in the late going of Devo the segnare frame. subitissimo. Team Ma Italy still behind the 8 balls. They face trail off by 2 Africa. goals. Davies plays it against the boards. Just wide of the net. Devo segnare adesso se voglio avere una minima chance. Streaking through Dai, center dai, dai, middle of dai. the attack. Pass back to the point. He tips it. Tira. Somehow knocked away by the goalie on that one. That's an incredible save, James. I mean, he's got presence in his face, and he's also got a great glove. Mi sono divertito, però mi sono divertito. Peccato che Great Britain's looking to due uscite al primo close things out turno. after they've been the dominant team all night. Hard to see them taking their foot off the gas now. Team Great Britain's going to start with the puck in their own end. la sono giocata meglio però questa, And he gives it over to Waller. Avere un altro gol per dargli un po' di brivido. Gol! Non ci credo. Troppo tardi mi sono svegliato. Ma un'ora l'Italia. Guarda, guarda che scorretti. Guarda, guarda, guarda. Perdiamo con onore. 0 medaglie dall'hockey. Oh, aiuto. Vediamo chi vince le medaglie. Ma no. Posso andare, grazie. Sono proprio curioso di capire chi la porta. Beh, col Canada, Gran Bretagna perde 4-1 in realtà, neanche tantissimo. Svezia USA. Svezia Finlandia la finale USA, crisi nera. Oro svedese. Allora, Svezia, Finlandia, Canada, USA comunque si becca un bronzo. Non ci sono bonus, quindi rimane bronzo. Raga, sotto il comandone veneziano è andata un po' male la campagna. Ok. Ciao! Ragazzi, volevo far vedere qualche partita dopo il girone, ma siamo usciti in maniera disastrosa dal girone eliminatorio. Devo allenarmi bene per i maschi, ma la pallavolo femminile finisce malissimo. Non sono riuscito a vincerne una. One disaster. Alla fine è Russia, Serbia e Giappone. Sono le 3 medaglie del torneo olimpico femminile di pallavolo. Prometto per gli uomini di far vedere almeno il primo turno, cioè almeno una partita dopo i gironi che volevo fare. Sinceramente i gironi li volevo fare non in registrazione e poi andare in registrazione dall'eliminazione diretta. Disastro assoluto, sport a squadre che non va bene per il momento. Russia, Serbia, Giappone. Eccoci ragazzi, ciclismo americana, uomini e donne, bonus per Olanda e Great Britain. E si gode, quindi sarà Gran Bretagna c'è, Francia c'è, USA c'è. Mettiamo con l'Olanda che è fortissima. A questo punto l'Olanda deve stare con la Gran Bretagna, perché veramente parliamo dei maestri olandesi e inglesi sono i maestri, quindi l'Olanda e anche la Gran Bretagna. Perfetto, io direi di andare. Vai. Ciclismo americana. Potremo vedere tante modali della Gran Bretagna e dell'Olanda, vedremo. Attenzione però qua.
Sono state, attenzione. Final lap. Attenzione, ultimi metri. Male. Podio. Ma le medaglie sono ovviamente qua. I maestri sono inglesi e olandesi. Quindi abbiamo ovviamente GBR, GBR 2, Olanda 2, Brasile argento, Italia bronzo. Perfetto. Francia quarta che becca il terzo posto, incredibile, giusto? Quindi Francia per il bonus, terza. USA fuori da tutto. Chiaramente GBR e Olanda qua, se non mi sveglio io, fanno medaglie su medaglie. Vai. Ciclismo americana. Femminile. Maschile, cioè, scusate. Prima la femminile, adesso la maschile. Adesso USA e Italia sono un po' ferme, Vai. La Francia non c'è questa volta, quindi Gran Bretagna, Olanda ovviamente, e la Francia è con il Belgio. Ci sta. Tanto la Francia qua non è fortissima, quindi che sarà dura battere i maestri. Mamma mia, gli inglesi sono mostruosi. E chiaramente gli inglesi secondi arrivano sicuri, quindi è chiaro che almeno per toglierli via è iniziato il ciclismo qui alle Olimpiadi. Niente da fare. Mostruosi. Signori, Gran Bretagna e Olanda sono arrivate. Cina, argento. Italia, bronzo. Qua più del bronzo la vedo dura. Great Britain. Buono, adesso abbiamo nuoto. I 400 stile libero, femminile e maschili. Vai. Qua torna protagonista Italia e Australia. - 400 stile libero femminile, 400 stile libero maschile. Ora abbiamo, vabbè, Stati Uniti, Australia, la Francia la mettiamo, direi con la Germania. Vai. Vai. Servono medaglie. Non ci credo. Mamma mia, che erroraccio. Non ho parole. Ho perso il ritmo ed è finita. Purtroppo succede anche questo alle Olimpiadi. Ho sbagliato la partenza. Mi sono incartato con il joystick. Male. Disastro. Non ho parole, guarda. L'errore che ho fatto, non ho parole. Guarda che bella.
Lasciamo perdere. Cazzo è successo? Non lo so. Qua ovviamente USA si becca 2 ori. Australia si becca argento e oro. Per il bonus. E Gran Bretagna bronzo. Stati Uniti comunque volano. Qua veramente ho fatto un errore, però cioè, non da nazione, da super nazione. Chiaro che questi 2 ori statunitensi un po' mi preoccupano, però Francia abbiamo, USA abbiamo, Australia abbiamo. Vai. Dai fioi. Vai. Stavolta la partenza è buona. No. Dai. Dai, sì! Dai, meno becco l'oro, perdo purtroppo. Certo non guadagno medaglie perché la Stati Uniti seconda. Ma arriva l'oro, godo. Italia, Stati Uniti, Australia. Oh yes! Ragazzi, abbiamo judo maschile e femminile 68 e 40 kg, adesso non mi ricordo i chili esatti. E chiaramente, visto che il Giappone non ha moltissime competizioni, il Giappone sappiamo che in ogni caso prende la medaglia, nel senso, io arrivo primo, il Giappone è secondo. Se qualsiasi risultato non sia al primo posto, il Giappone comunque l'oro ce l'ha, perché ovviamente è il bonus Giappone della sua specialità. E visto che qua non è come magari su London, che ci sono tipo Stati Uniti velocità e nuoto, Australia nuoto, Giamaica velocità, che ci sono già diciamo delle specialità fatte proprio per loro, qua devo fare così. Stati Uniti ci sono, con la Francia mettiamo la solita Etiopia ovviamente, e basta. Giappone ha questo bonus invece, quindi non rientra. Ragazzi, ho dovuto riavviare per un problema nel controllo, quindi non sono più con la Norvegia ma contro l'Etiopia, quindi contro la Francia. Vai, non si capisce qualcosa. Bravo, no. Cosa cazzo devo fare? Ecco, già perso? Ma che cazzo è sta roba? Niente, sconfitto. Perfetto, grazie. Ok, quindi praticamente Nuova Zelanda, Messico e USA con in più Giappone e oro. Molto, molto semplice. Meno male, cazzo, gli USA per poco ci beccavano l'oro. Ok, comunque siamo fortissimi. Oddio, ecco. Ok, Messico, argento. Giappone, oro, bonus. Dovrei essere bravo io, ma ci sono anche tante prove qua. Puttana. Scusate ragazzi, panico in casa Kuma. Classico panico in casa Kuma. Vabbè, sì, ma non capisco come cazzo si fa sto. Se devo farlo perché il judo è uno sport che c'è moltissimo in Olimpiadi, ma non si capisco un cazzo. Dai. Beijing, Science and Technology. Capiremo sto gioco, vediamo qua, sempre il solito. E la prova del sto cazzo. Etiopia, vabbè, Francia. Stati Uniti ci sono, a posto. Perché gli Stati Uniti non è obbligatorio che ci siano, ovviamente qua.
Niente. Posso fare qualcosa di meglio qua. Bene male, che cazzo vuol dire? Ottimo, benissimo. Ottimo, grande. No! Male, arcazio. Sto capendo, no. Possibile, oh. Bene, bene. Opportunità. Merda. No, Ippon. Lei è durissimo, lei è durissimo. Ci ho provato stavolta, ma lei è dura. No, ti prego, USA no, USA no. Oh, ancora? No, incredibile, oh. Nuova Zelanda, show. Nuova Zelanda. Messico. Giappone, bonus. USA. Bonus. Ok. Molto bene. Raga, oggi abbiamo la scherma spada squadre, uomini e donne. Go, go, go. Vai. Abbiamo fatto finora, siamo indietro di 2 medaglie. Purtroppo la scherma abbiamo visto che faccio fatica. Vai. Saranno vittorie esotiche qua, solo la Francia che ha bonus. Sono appena derubato contro Hong Kong di un oro. Molto bene. Buono. Beh, dai. Molto good. Si vola in semifinale. Semifinal match. Che mettono queste nazioni? Non lo so. Ole. Voglio un oro nella scherma. Appena ho preso mi sembra un bronzo e un argento. Mi serve perché sennò gli Stati Uniti hanno rotto. La dura, infatti. Male. Quindi Nicaragua. Oman, Nicaragua. Io sono contro la Czech Republic per un bronzo, un po' così. Ale, il classico Ale. Mamma mia che schifo. È duro sto gioco, eh. Infatti perdo anche il bronzo. Don't knock parole, Beppe. Male. Vabbè. Vai raga, dovrei allenarmi di più per avere il livello, ma non ce la faccio che. Oh, col Canada. Vabbè. Male. Ha impestato. E ne hai perso subito. Che bello. E qua non vedo neanche niente, perfetto. Come prima comunque Oman, Niger, Repubblica Ceca, ovviamente con la Francia. Qua lo stesso, Francia. Ungheria e Canada mettiamo. Vabbè, che palle però, cioè veramente uscire al primo turno, la scherma è difficilissima sul telefonino, è veramente impestata. Ci vediamo per l'Omnium maschile e femminile. Capire perché se è lungo, chiudo prima il video. Vai ragazzi, dressage, uomini e donne misto. Tanto qua sappiamo la Germania domina e non c'è poco da fare qua, non sono mai riuscito a fare niente. Vado solo proprio per l'onore e per il spirito olimpico, ma non riesco a rifarmi proprio. Vai. Qualche volta salto bene, ma troppe penalità.
sicuramente la partenza migliore. Sarebbe bello riuscire a non arrivare ultimi, sarebbe già il The Dream. In Olimpiadi dura quest'anno con i bonus specialità. Sarà dura vincere le medagliere, Ha toccato. E vabbè, Ha vaffanculo. perso completamente il passo. E ricordiamo che manca ancora l'atletica e gli Stati Uniti è già in un bel vantaggio, però io ho ancora tante discipline dove posso far bene. No, troppo presto. Deve essere una giornata storta. Al termine della gara dovrà rivedere con attenzione i suoi errori. Buono. Addirittura vabbè. No, salto completamente sbagliato. Addirittura rifiutato, cioè, ma come ti permetti? È tutto contro l'ostacolo. Ha toccato. Il cavallo sembra non aver gradito. Mamma mia, ragazzi. Secondo rifiuto. Panico. Qua c'è la Germania che è l'unico bonus Germania che è fortissimo. Non ci credo! Quindi doppio oro tedesco, Norvegia e Singapore. Ragazzi, andiamo a chiudere la giornata 4, anche se manca l'Omnium perché sono diventato troppo lungo il video. Andiamo direttamente nella giornata 5 che bene o male ho tante discipline ma tutte abbastanza veloci, quindi posso permettermi l'Omnium. Ragazzi, medagliere che comunque è bello, ma no, scusate, questo è quello di Tokyo. Medagliere buono, anche se ho 6 medaglie d'oro di svantaggio, con la Francia che ci ha eguagliato, però aveva un argento in più. È veramente dura, c'è la grande risalita della Gran Bretagna, Germania, Olanda, anche il Giappone bene, e niente, manca solo la Cina tra le super big e Russia all'appello, ma insomma la Russia si prende il suo primo oro, la Cina è chiaro che ha solo un argento, ma col calendario delle prossime ovviamente partirà bomba cinese con no, in realtà trampolino e piattaforma, quindi ragazzi andiamo già a bomba a dominare insomma la scena. C'è anche il sincronizzato, quindi Cina ha tanta bella robina per poter insomma dominare la scena. E niente raga, un saluto dal comandante veneziano, ci lasciamo con un medagliere che vede gli Stati Uniti in vantaggio con 21 ori, con 37 totali, l'Italia e Francia a 15, io ho 3 medaglie in più ma soprattutto l'argento in più, l'Australia che comunque ha 12 argenti, incredibile, poi Gran Bretagna, Germania, Olanda, Giappone, le big cominciano a far medaglie, tante rivelazioni, tante squadre piccole, nazioni comunque con pochi abitanti che riescono a far medaglie, questo è bellissimo, e niente ragazzi, Olimpiadi che chiaramente sono ancora tutte da scrivere, è normale che so di avere ancora tanta pistola che per me è importante, canottaggio deve essere la Germania e Great Britain a dominare, l'Omnium ecco deve essere un'occasione per me, devo fare medaglie in tutti i punti, lo so che l'America può non farle ovviamente, cioè, perché sennò so cazzi, detta proprio simpaticamente. E niente raga, è così. E appunto speriamo di poter assolutamente portare a casa il medagliere, anche se sarà molto molto difficile questo anno, cioè, sarà veramente dura, vedo che abbiamo tanta roba dove posso far bene, però c'è anche gli Stati Uniti che, ripeto, poi con l'atletica ce la giochiamo tutta secondo me nel decathlon, heptathlon, che sia maschile che femminile, quindi 4 discipline con tantissime medaglie in gioco. È vero che gli Stati Uniti può vincere tanti, però non ha bonus, e là devo fare veramente una super prestazione, soprattutto nell'ultimo giorno, per portare a casa il medagliere olimpico. Raga, saluto il comandante veneziano, Stati Uniti in vantaggio, 6 medaglie d'oro di vantaggio, ma il Cuba c'è e non ha paura di nulla. I bonus non mi spaventano. Ciao!